Una ventina di ricoverati nell'ultimo mese di ottobre in pediatria. A Padova quest'anno colpisce di più il virus sinciziale. Ci spiega cos'è Matteo Mohorovičić, che ha intervistato la direttrice del reparto di pediatria Liviana D'Adalt. Il virus colpisce tutte le età della vita. Il problema è che nel bambino grande e nell'adulto questo virus dà semplici sintomi a carico delle altre vie respiratorie, rinite, un po' di tosse, poco altro, mentre nel bambino piccolo, e stiamo parlando del bambino del primo anno di vita e in particolare del bambino dei primi mesi di vita, considerato che le sue vie aeree sono vie aeree molto piccole, il virus invade le vie aeree anche periferiche e dà una malattia respiratoria molto importante, quindi dà dei sintomi che richiedono il ricovero. Quanti ricoverati ci sono attualmente da voi? In questo momento i bambini ricoverati sono 5, c'è però da dire che durante la stagione, il mese di ottobre abbiamo avuto 20 bambini ricoverati, questo è un numero che è assolutamente più alto rispetto a quella che è la media stagionale. Il virus è un virus assolutamente noto, questo va precisato, è un virus di cui conosciamo l'andamento della malattia ed è un virus di cui abbiamo chiari principi di trattamento. Il problema è che quest'anno il numero di bambini interessati è più alto rispetto a quello delle usuale. Sono bambini molto piccoli e molto spesso sono bambini che hanno malattie respiratorie o cardiache precedenti, quindi bambini che hanno, diciamo, una fragilità del loro sistema respiratorio.